Buongiorno, oggi siamo lungo la strada dei vini e dei sapori e ci troviamo al granaio e vi do il benvenuto. Allora, noi oggi andremo a preparare un piatto semplice di stagione con degli gnocchi caserecci con all'interno dell'impasto del parmigiano. Prendiamo il porcino, gli diamo un taglio non troppo sottile. Possiamo cominciare a scaldare un po' di olio, qualche noce di burro, ci aggiungiamo direttamente un po' di pepe in modo che si tosta e rilascia più profumo. Poi aggiungiamo dell'olio all'aglio e della cipolla stufata. Inseriamo i funghi che cominceranno a tostarsi ed acquisire il giusto sapore. A questo punto che si sono dorati bene possiamo aggiungere il sale, un pizzico e li lasciamo andare ancora un po'. Abbassiamo la fiamma e inseriamo gli gnocchi in cottura. Ora inseriamo all'interno dei porcini un po' d'acqua di cottura in modo che si formi un sugo che vada poi a condire i gnocchi, un po' di prezzemolo fresco, ora aspettiamo che gli gnocchi salgano a galla.